Amici dei Italbasket Official sul canale Twitch della federazione e appassionati di grande basket giovanile, un cordiale saluto da Giuseppe Sciascia per la prima giornata, o meglio la prima gara della prima giornata delle finali nazionali Under 17 eccellenza maschili. In quel di Mantova la bella cornice del Palasport Rino Schweitzer, che ormai da un anno e mezzo ospita le gare casalinghe del San Giorgio di Serie 2 femminile e gli allenamenti degli Stings di 2 maschile. Mantova, piazza emergente sicuramente dal punto di vista del basket senior, che ospiterà questa ultima kermesse, assegnando il titolo giovanile che concluderà, quantomeno dal punto di vista temporale, l'assegnazione degli scudettini della FIP dopo quello Under 15 vinto da Milano e quello Under 19 vinto dalla Stella Azzurra di Roma. Ci si gioca il titolo Under 17 per le annate 2005-2006. Si inizia con la gara inaugurale del girone A. In questo campo si gioca allo stesso, in contemporanea sostanzialmente anche a Curtatone, con il match odierno che commentiamo, che vede di fronte la Conforama Academy Varese, la squadra campione regionale in Lombardia, contro la Tezenis Verona. Veneto 4 nelle gerarchie nel suo campionato regionale, che è arrivata qui con un cammino nel quale ha superato 2 turni di spareggio, ma ne parleremo poi in corso d'opera. Prima di entrare in cronaca diretta coinvolgiamo la spalla tecnica da Paolo Morelli, tecnico delle giovanili del San Pio X Mantova, dunque padrone di casa dal punto di vista logistico per quanto riguarda anche l'organizzazione delle finali, che sicuramente rappresentano un grande evento conclusivo anche per l'attività del comitato regionale FIP della Lombardia. Una Lombardia 1 contro una Veneto 4, sulla carta chiaramente favorita Varese, ma il basket giovanile, come si sa, non ha comunque pronostici segnati in maniera definitiva. Diciamo buongiorno a tutti, ben ritrovati. Si comincia, diciamo, già una bella partita, perché vedremo una delle favorite sulla carta, che è Varese, contro Verona, che come giustamente hai detto tu ha dovuto passare dei turni per poter essere qua. A livello giovanile niente è scontato, perciò ci aspetta secondo me una bellissima partita. E allora gli ordini della coppia arbitrale formata da Stefano Caneva e Lorenzo Bragagnolo. Si alza la palla 2 che inaugura, almeno a Mantova, queste finali nazionali Under 17 maschili. Rapido sguardo ai quintetti di partenza per quanto riguarda le due squadre. Varese in maglia biancorossa presenta lo starting five formato dal numero 44 Velum Zhao in regia. Sul perimetro con lui c'è il numero 37 Edoardo Bottelli, poi coppia di ali formata dal numero 23 Valdo Guindo e dal numero 8 Demostene Frangos. Sotto canestro il numero 4 Loic Bosso. Per Verona lo starting five formato dal numero 30 Ariembuva, poi con lui ci sono il numero 24 Ceffoli, il numero 20 Morati, il numero 28 Bertoncin e il numero 18 Mazzoli. Subito Varese protagonista in questo primo possesso, uomo contro uomo, la difesa della formazione guidata da Stefano Bizzozzi, il post basso per Morati che scarica fuori per Ariembuva. Tanto la prima notazione, diciamo tattica, ma di fatto è una notazione anagrafica, riguarda la composizione differente delle due squadre. Varese è composta interamente da atleti nati nel 2005, dunque all'ultimo anno di eleggibilità dal punto di vista della categoria Under 17. Verona che invece ha una solida base del 2006, compreso il numero 30 Ariembuva, che è il giocatore da seguire, avendo fatto parte del gruppo della nazionale Under 18-16 che ha lavorato a Pasqua Novarello. Certamente, diciamo che Verona un po' proiettata verso il futuro. Interessante numero 30 2006. Diciamo che dalle prime azioni si vede Varese che la vuole mettere sul fisico, difesa forte per negare i primi passaggi e per negare i passaggi dentro l'area. 2-0 Conforama, la palla sul perimetro con
l'esecuzione della tripla mancina messa a segno da parte di Moratti. 3-2 per la Tezenis dopo i primi 90 secondi di partita. Varese imbattuta in campionato in Italia sia nella fase regionale che poi nei playoff. La tripla di Velunzao, che sicuramente è un altro dei giocatori da seguire con interesse in queste finali nazionali, giocatore che ha già messo il naso in Serie A in occasione della partita sul campo dei neocampioni d'Italia della Olimpia Milano. Ovviamente si è parlato molto di lui anche per l'interesse che ha suscitato in Cina, abbastanza chiara la sua origine, anche se poi si tratta di un ragazzo nato in Italia e varesinissimo dal punto di vista della scolarità. Ora l'assist di Bottelli per il taglio di Guindò, che ne appoggia 2 al vetro facili. Varese gioca comunque una pallacanestro ben organizzata, poi è chiaro che la felicità di Guindò è prorompente a questi livelli. Esatto, diciamo che in queste prime azioni si vede la diversità a livello fisico, però Tezenis cerca un po' di entrare in questa partita, soprattutto per poter entrare anche in mezzo all'area, cosa che fino adesso non ha fatto. Fallo subito intanto da parte di Ariembuva, che Stefano Bizzosi accoppia con Guindò. Dall'altra parte sulla panchina siede Simone Guadagnini, altro veterano delle giovanili per quanto riguarda la Scaligera. Il palleggio di Moratti che poi smista per la virata di Mazzoli, si apre la conclusione frontale da parte di Bertoncin, che però non va a bersaglio. Lo sbasso per Bosso che prova a attaccare di forza, va sotto il ferro e ne mette 2 sfruttando il suo maggior allungo. Chiaro che quando parliamo di felicità prorompente, allora i giocatori di Varese che la posseggono sono 2. Certamente, diciamo che fanno voce grossa nell'area della Tezenis e in difesa stanno un po' scommettendo sul tiro da 3 dei veronesi, cosa che fino adesso non c'è stata, a parte i 30 che però in questo momento qua adesso ha fatto un tiro fuori dalle righe. Pallone che non tocca il ferro e si spegne sotto il canestro difeso dalla Conforama, che riparte con la chiamata offensiva di Zao. Attacca il canestro in 1 contro 1 senza aiuto da parte del lungo, subisce il fallo da parte di Ceffoli, guadagnerà 2 tiri liberi il numero 44 della Academy, che ormai una quarantina di giorni fa con la categoria superiore, ossia l'Under 19, ha vinto da MVP la Next Gen Cup, la Coppa Italia si può dire, organizzata dalla Lega Basket per quanto riguarda le formazioni del massimo campionato professionistico, che peraltro si sono giocate proprio a Varese. Peraltro conclusivo, sbaglia il primo libero Zao, c'è la seconda possibilità che però finisce anche questo sul ferro. Esecuzione per Ariembuva che esce e si prende la tripla, conclusione mancina che però finisce sul ferro. Rimbalzo di Frangos, ancora Zao a spingere a tutto campo, chiuso questa volta da parte della difesa veronese. La palla che però finisce se vogliamo dire rimbalzo nelle mani di Frangos, che fallisce però la misura dell'appoggio. Prime rotazioni per Stefano Bizzosi, con il riposo per Valdo Guindò, in campo con il numero 38 c'è Riccardo Golino nelle file dell'Academy. 9-3 il punteggio con 5:49 da giocare nel corso del primo quarto. Il fallo di Bosso, buon movimento senza palla questa volta da parte di Bertoncin, il giocatore di maggior statura, l'unico superiore ai 2 metri del roster veronese. Anche qui sicuramente giocatore da seguire con interesse, in quanto di classe 2006, ragazzi che ovviamente hanno ancora un anno di eleggibilità a livello dei vecchi cadetti, ora under 17 certo, che si voglia, quindi da seguire con particolare attenzione. Certamente sono 2 giocatori da seguire attentamente. In questi primi 5 minuti Varese
ha dato un'impronta sia in attacco che in difesa di quello che vuol fare durante la partita. Verona sta cercando un po' di giocarsela sul tiro da 3. Adesso un buon contropiede del numero 20. Diciamo che Verona sta un po' entrando nella partita a livello tecnico. Allora sotto di Bosso e contropiede vincente di Morati, 9-5 con la Tedeschi che si sblocca dopo praticamente 4 minuti senza segnare la persa della Conforama. Verona che sta ruotando bene comunque in difesa per chiudere linea di penetrazione e di passaggio ai giocatori di Varese. Intanto si ferma il gioco, probabilmente perché si è bucato il pallone si è bucato il pallone, ha avuto un problema tecnico. Il pallone è bucato. Una cosa più unica che rara, penso. Arriva comunque la sostituzione immediata con l'organizzazione che vede e provvede dal punto di vista della messa a disposizione del nuovo strumento di gioco. Pronta la rimessa di Ceffoli, 4,55 sul cronometro, vantaggio Varese sul 9-5, ma l'attacco è nelle mani della Tezenis con l'1 contro 1 da parte di Mazzoli. Contatto subito per il giocatore di classe 2005 che potrà andare in lunetta con 2 opportunità. Si è procurato un buon 1 contro 1, è stato premiato con 2 tiri liberi. Diciamo che in questo caso le rotazioni di Varese sono state un po' in ritardo, perciò c'è stato questo spazio per l'1 contro 1 dei giocatori della Tezenis. Primo libero sul ferro, c'è una seconda opportunità messa a segno invece da parte di Mazzoli. 9-6 il parziale per la formazione lombarda, una delle 2 lombarde al via, l'altra è Cantù. Sono 4 invece le squadre provenienti dal Veneto. L'errore da 3 di Golino, ma c'è il rimbalzo di Bosso, ma c'è anche il fischio arbitrale che assegna il contatto falloso al numero 4 in maglia bianca e con ogni probabilità, se non andiamo errati, si tratta del secondo fallo, visto che poi Stefano Bizzodi fa subito alzare dalla panchina. Hai visto bene, è il secondo fallo, perciò sicuramente sarà avvicendato. Un buon rimbalzo in attacco della Tezenis. Palla recuperata per Varese. Scarico nel traffico non preciso, in questo caso per Arjen Buva. Ed ecco il cambio che avevamo in qualche modo anticipato, con Bosso che va a sedere in panchina con 2 falli a carico. Rotazione anche sul perimetro per Lopeggio Metis che mette la palla nelle mani di Bottelli, questa volta con Zao spostato sostanzialmente da guardia. C'è il numero 0 Riccardo Bortoli sul parquet del Pala-Schweitzer per la rotazione a causa dei 2 falli di Bosso. Esegue l'Academy, Zao penetra e scarica, Bortoli si apre e prova la conclusione da 3 punti, tiro aperto ma non convertito, rimbalzo di Bertoncin che manda la palla nelle mani di Ceffoli ad organizzare il possesso. Attacchi finora non particolarmente brillanti, questa volta però ti smentisce Mazzoli andando al ferro dritto per dritto. Verona ha preso un po' le misure rispetto all'inizio contrassegnato dalla felicità di Varese. È anche vero che in questo momento i 2 giocatori più fisici della Conforana sono in panchina. Hai visto bene, diciamo che il tonnellaggio è calato per Varese, perciò adesso Verona comincia a attaccare il ferro dove trova meno difficoltà ad arrivare fino in fondo. E arriva il sorpasso per la Tezenis con il guizzo mancino di Arjen Buva. Dal 9-3 al 9-10 parziale aperto di 7-0 per la Scaligera. Palla sotto per Frangos
che prova a attaccare Riembuva, va all'1 contro 1 di mano sinistra, semigancio sbagliato, ma poi il rimbalzo e di nuovo nel traffico la conclusione che non va a bersaglio. L'ultima deviazione dell'attaccante secondo gli arbitri. Vedete che sembrava comunque aver preso subito un buon abbrivio, in realtà si è spenta la luce e Verona ha reagito con grande vigore, diciamo, adeguando il suo livello di intensità alle necessità della partita. Diciamo che è cresciuta notevolmente anche l'impronta difensiva di Verona, perciò adesso risulta una partita viva. Adesso un buona palla recuperata di Varese con un canestro facile e sbagliato in contropiede. Errore di stata ravvicinata per l'Academy, arriva anche la prima rotazione per Simone Guadagnini con il cambio chiamato dal tecnico della Scarigera. C'è il numero 23 Davide Vinco in campo per i giallo-blu, mentre anche Varese ruota comunque gli effettivi, spazio al numero 9 Marco Dall'Omo. Vantaggio Tezenis e possesso per i veneti. Ariembuva torna sul perimetro da Ceffoli, tiro quasi allo scadimento di 4 secondi che non ha esito. Corre la Conforama, Zao in transizione trova il contatto nel traffico. Alla fine Varese le cose migliori comunque le fa quando riesce a esprimersi in campo aperto. Diciamo anche col quintetto che ha in campo, un quintetto un po' di corsa, appena hanno la palla recuperata cercano di rubare un canestro nei primi secondi. Io sono convinto che questa partita si deciderà sulle rotazioni delle due squadre, visto anche il caldo di oggi, perciò è una partita lunga da giocare per tutte e due le squadre. E chiaramente è una partita lunga di una finale lunga, considerando che, diciamo che comunque è il primo di 7 giorni che ci vedranno protagonisti sul canale Twitch di Ital Basket, sul canale YouTube Ital Basket, dove sta andando in onda invece l'altra partita in fase di disputa a Curtatone. 2-2 per Zao per il nuovo vantaggio Conforama sull'11-10. Tocca Golino, ma gli arbitri assegnano la rimessa ancora alla Tezenis. Seconda rotazione per coach Guadagnini, che dà spazio al numero 29 Cornale, anche lui giocatore di classe 2006. Arriva la persa però per la Scarigera. Golino in campo aperto, sprinta e appoggia al vetro 2 punti facili. Varese che in questa stagione ha macinato tante esperienze anche a livello internazionale, disputando la European Youth League, tra l'altro chiusa in battuta dalla formazione di Bizzosi. Il palleggio di Ceffoli con il consegnato per Vinco. C'è però l'infrazione di linea, totalmente palla persa, perché il palleggio è stato effettuato a cavallo della linea laterale, quindi recupero Conforama che sta riprendendo un pizzico di abbrivio, un pizzico di inerzia, appunto grazie alla difesa, grazie ai palloni recuperati e a queste ripartenze. Esatto, diciamo che con questo quintetto adesso un tiro da tre del numero 8 di Varese, piazzato bene. Diciamo che Varese con questo quintetto può cambiare su tutti i blocchi, e questo diciamo che ha dato una ventata di novità anche a tutta la squadra. Respinta l'incursione di Vinco, Varese che prova a ripartire, 35 secondi al termine della prima frazione, altra palla in angolo per Bortoli, ma campo al quale vanno prese le misure evidentemente da tutte e due le squadre. La stessa problematica presente di Verona con il piede fuori per l'attaccante. Partita di parziali 9-3, 0-7, 7-0 esatto, per la Conforama, che continua a ruotare gli effettivi. C'è spazio anche per il numero 39 Coppa nelle file della formazione di Bizzosi. Diciamo anche per avere un'intensità difensiva sempre a livello alto. Diciamo che col discorso delle spaziature il campo diventa sempre più piccolo.
Arimbuva finta la tripla, poi si butta dentro, pareggio del tiro di grande eleganza per il numero 30 azzurrino della Tezenis, che mette a segno il suo 7° punto personale, più della metà dei punti porta la firma del giocatore con la maglia numero 30, mentre il Coppa subisce fallo. 16-12, mancano 5 secondi al termine, Varese avrà l'opportunità per costruire l'ultimo possesso. C'è un cambio però chiamato da Guadagnini, anzi un doppio cambio in verità chiamato da Guadagnini, no, in realtà un cambio chiamato da Guadagnini, sì, con il riposo per Ceffoli e ingresso in campo del numero 33 Lorenzo Righetti. 5 secondi al primo intervallo, si va dall'uomo che scarica per Bortoli, la tripla con spazio ma è respinta dal ferro. Più 4 Varese alla fine di un primo quarto comunque combattuto, diciamo una partita comunque all'insegna degli sbalzi di tensione tra parziali e controparziali. Si diceva comunque finale lunga di 7 giorni, chiaramente chi vuole provare ad andare in fondo ma anche chi vuole provare a passare il turno deve un po' dosare le forze, anche perché chiaramente il caldo, d'altra parte siamo al 20 giugno ed è anche naturale, potrà farla da padrone, e anche in questo senso magari si spiega il tanto riposo che Stefano Bizzoli ha concesso a Guindò, che comunque è il giocatore di riferimento al di là dei 2 falli di Bosso per l'attacco di Varese. Diciamo che in questo primo quarto molto spazio alle rotazioni, siamo andati avanti a parziali, primo parziale di Varese, secondo di Verona, poi un altro parziale di Varese. Adesso la partita un po' più equilibrata, molta intensità in difesa, in attacco diciamo che i pick and roll non stanno funzionando benissimo, ma funzionano un po' di più le spaziature per i tiri aperti, diciamo. Varese un po' più dentro l'area rispetto a Verona, ma le caratteristiche delle due squadre sono ben definite. Con i 2 falli rapidi di Bosso, Verona guida nel duello a rimbalzo alla fine del primo quarto, anche se è un vantaggio di 10-9 per quanto riguarda le statistiche ufficiali. Verona penalizzata dall'1 su 7 da 3, chiaramente meglio da 2 con 4 su 6, meglio di Varese che invece tira 4 su 9 da 2 e 2 su 7 dal campo, quindi in termini di percentuali di tiro leggermente meglio della Tezenis col 38% contro il 37% della Conforama, ma in ogni caso siamo ovviamente alle schermaglie iniziali e la partita è ancora in una fase assolutamente interlocutoria. Altre rotazioni intanto per coach Guadagnini avvio del secondo quarto, spazio al numero 27 Filippo Marchesini che ancora non era entrato sul parquet. Marchesini, Vinco, Cornale Righetti e Arimbuva, giocatore che in questo momento è stato comunque il punto di riferimento offensivo costante. In realtà Arimbuva è stato ruotato anche lui in questa fase iniziale della seconda frazione. Per Varese ci sono Coppa Dall'Omo, Frangos, Bortoli e Golino. Diciamo che il coach di Varese ha premiato il quintetto che ha giocato l'ultima parte del quarto, che si è contraddistinto per una buona difesa. Qui c'è un passaggio sotto per il lungo che sbaglia il canestro da sotto e il lungo di Varese subisce fallo. Tanta intensità da una parte e dall'altra, sicuramente le conversioni da sotto sono molto più difficili di quanto non sembri alla fine, perché comunque l'intensità delle difese e in ogni caso ovviamente anche la preparazione dei ragazzi di 16-17 anni, che comunque non dimentichiamo sono ancora in una fase di crescita del loro percorso tecnico, fa sì che magari appoggi che possono sembrare banali risultino sul campo di tutt'altra fatta. Provate voi a segnare da sotto con tante mani che si muovono attorno al corpo. Sicuramente diciamo che nelle ultime 2 azioni abbiamo visto questo. Diciamo che questa è un'annata in cui critica dove il corpo sta cambiando, perciò bisogna che stare molto attenti. Adesso c'è stato un bel canestro in attacco di Tezenis e la palla in attacco va a Varese. Frangos in post basso, lo scarico fuori per Bortoli, tiro aperto e frontale ben costruito ma non convertito, rimbalzo d'attacco però per
il giocatore con la maglia numero 8 che appoggia al tabellone il nuovo +4 dei suoi. Sono 5 punti per Demostene Frangos, che ha aggiunto anche 5 rimbalzi al suo carniere personale. Ora Dall'Uomo ferma la penetrazione dito per dito, Vinco prova a buttarsi dentro, c'è il contatto falloso da parte di Golino. Diciamo che i giocatori delle due squadre stanno cercando un po' di capire il metodo arbitrare, perciò vediamo situazioni di falli proprio per capire un po' come sarà il metodo arbitrale durante la partita. Altra rotazione per Coach Bizzosi, spazio al numero 81 Lorenzo Mele nelle file di Varese, il consegnato dell'attacco Tezenis. Righetti si butta dentro, prova uno scarico, c'è il pallone che però viene deviato per ultimo da un attaccante, e dunque persa numero 6 per la Scaligera. Coppa ad amministrare il possesso, 18-14 Conforama, il consegnato di Mele va da Bortoli, poi Frangos che attacca anche sul perimetro, non solo spalla canestro, si apre dall'angolo nella stessa posizione dalla quale precedentemente aveva segnato. Coppa recupera il rimbalzo ma non tiene il possesso, e allora è Verona che riparte con Marchesini in palleggio, prova a puntare Dall'Uomo, lo scarico per la tripla da parte del nuovo entrato Brancaccio, che però non va a bersaglio. La penetrazione con scarico, Cornale ancora da sotto, questa volta il tiro frontale con buona tecnica vale il -2, partita vera. Diciamo, tra l'altro Tezenis sta entrando proprio in aria, visto l'assenza del lungo titolare di Varese, e diciamo che sicuramente Varese dovrà un po' andare sulle rotazioni, perché adesso fa veramente fatica in difesa. Cambia da una parte e dall'altra, spazio al numero 22 Farinati nelle file della Tezenis, c'è invece Luca Belotti con il 5 nelle file della Conforama, in realtà con il 6 non con il 5. Cornale cerca Vinco in post basso, ma il passaggio non è preciso, mentre arriva l'ennesima rotazione per Coach Bizzosi, che dà spazio anche al numero 12 Goffi. Tutti e 12 giocatori già ruotati dalla Conforama, chiaramente la logica della massima intensità difensiva con la massima rotazione è quella fondamentale, dopodiché c'è chiaramente anche la volontà alla prima giornata di tenere tutti sul pezzo, di tenere tutti reattivi per una finale che chiaramente Varese confida possa essere lunga. Sicuramente fa assaggiare il campo a tutti, probabilmente ha rotazioni lunghe. Diciamo che in questa fase della partita Verona molte palle perse, però giustamente ha un gioco un po' sbarazzino che la porta un pochettino a esagerare nei passaggi. Dico per Marchesini, l'arresto e scarico fuori per Righetti, che lavora in uno contro uno frontale contro Coppa, spende il fallo il playmaker varesino. Non ci sono tiri liberi, entrambe le squadre sono soltanto al secondo personale di squadra, no, in realtà Varese è al terzo di squadra in questa frazione. 18-16 per la formazione lombarda. Diciamo che Verona ha anche il supporter, visto che è a 30 km da qua. Adesso una bella palla recuperata del numero 9 che va a concludere in contropiede. Rubate canestro per Marco Dall'Uomo, uno dei due giocatori della Roburet Fides in prestito quest'anno alla Academy, nel contesto di un accordo complessivo che aveva previsto anche il doppio tesseramento di Matteo Ribrizzi e Nicolò Virginio, dalla Academy alla Serie A alla Serie B griffata Robur. Ancora i recuperi con
appoggio vincente, danno ossigeno a un attacco Academy che a metà campo ha girato un po' a fasi alterne. Più 4 per Varese, possesso che Verona, qui una palla persa per errore nella misura del passaggio, però c'è subito il recupero e allora da Tezenis prova a attaccare il canestro con l'iniziativa da parte del numero 24 Mazzoli, e allora persa di qua contro persa di là. Numero 24 Ceffoli, per la verità, che si guadagna 2 tiri liberi, sempre in equilibrio, sicuramente diciamo una fase caotica un po' della partita, però questa è anche portata dall'intensità in campo, da voglia anche di mettersi in mostra dei ragazzi, perciò diciamo che ci sta. Adesso 2 tiri liberi sbagliati tutti e 2, rimbalzo per la squadra di Varese. I liberi fino a questo momento non precisissimi, 2 su 4 per l'Academy, 1 su 4 per Verona. Il fallo di Ceffoli su Coppa, mentre arriva il cambio di coach Guadagnini che è pronto a riproporre Bertoncin sotto canestro al posto di Cornale. C'è un altro cambio per gli Scaligeri. Torna Morati sul perimetro per la formazione giallo-blu, diciamo Veneto 4, che è arrivata qui superando 2 turni di spareggio. Comunque il primo contro Ferrara, che era Emilia 3, e il secondo contro Friuli 1, che era Pordenone, quindi un bel esempio di resilienza e per diciamo Verona. belli allenati, perché passare 2 turni in questo periodo qua. Adesso c'è un bellissimo canestro da sotto del numero 20, Varese in attacco. Verona di mezzo allo svantaggio, più 2 per i Lombardi. Coppa penetra e scarica per Goffi, che salta l'uomo, arriva nel cuore dell'area, ma la difesa di Verona riesce comunque a mettere in difficoltà l'attaccante. Mani sulla palla e palla contesa che, secondo la freccia del possesso alternato, viene assegnata all'attacco, che però avrà solo 6 secondi per prendere il tiro. È tornato Zhao, che prova subito a lasciare il segno e ci riesce con un floater da centro area. Ottimo controllo del corpo in questo caso per un tiro da giocatore comunque di livello. Diciamo un canestro di talento assoluto, quello che è lui. Adesso vediamo con questo quintetto Varese se aumenterà un po' l'intensità in difesa. Superato il muro di metà secondo quarto, 4:51 da giocare, è tornata a più 4 la formazione di Bizzosi, parziale di 6-6, però in seconda frazione dopo 16-12 del primo intervallo si fa sentire Belotti con i suoi centimetri nello sporcare la linea offensiva della penetrazione di Morati. Di nuovo Zhao, che va però col consegnato per Dall'Omo, gioca 2 con Bellotti, che poi lavora sul pick and roll. La virata del giocatore varesino. Zhao chiude il palleggio, Mele sul perimetro, palleggio del tiro frontale per l'esterno di origine sarda. Anche qui canestro pregevole e buon lavoro di Varese nel costruirsi un tiro, nel prepararsi un tiro e nello spaziare al meglio l'attaccante. Diciamo buonissima azione da parte di tutto il quintetto. La palla si è mossa e quando si muove la palla vuol dire che la difesa va in rotazione e va in difficoltà. Qua vicino al recupero Varese, rimessa laterale per la Tezenis. Prova a aumentare i giri la Conforama in questa fase centrale della seconda frazione. Rotazioni per coach Guadagnini, che rimette la palla in campo, deve prendersi un tiro allo scadere di 24 secondi. Morati, arriva però il fallo di Goffi e alla fine comunque l'attacco si salva in qualche modo. Chiaramente fallo di intensità
diciamo fallo di inesperienza, ma ribadiamo, Diciamo, ragazzi di 6-7 anni si fanno un po' trasportare dalla voglia di stoppare, magari senza accompagnare l'attaccante come sarebbe stato meglio. diciamo che sono quei falli che non si vogliono mai fare, perché scadendo il tempo però magari non si ha la posizione giusta e si tende con la voglia di poter difendere al meglio, e perciò succedono anche queste cose qua. Resta però il problema della conversione dei tiri liberi per Verona. Qui la statistica scende verso livelli non proprio esaltanti, poi alla fine all'ultimo tentativo Morati rompe il ghiaccio, 2 su 7 dalla linea della carità, però in una partita con 5 punti di scarto, avendo lasciato 5 liberi sul ferro, poi si rischia comunque di rimpiangerli pesantemente alla distanza. Io credo che a livello giovanile i tiri liberi siano fondamentali. Giustamente non è ancora un fondamentale diciamo così sviluppato a livello giovanile. La Teserni ha due problemi: uno sono le palle perse e l'altro sono le percentuali basse sui tiri liberi. Zhao in proprio dal palleggio, il jumper però è sul ferro, rimbalzo di Bertoncin che alimenta Morati. 5 punti per il numero 20 di Verona che ora attacca con la palla in mano, lo scarico per Bertoncin nel traffico che va a sfondare. Buona chiusura difensiva di Varese che continua comunque a lavorare bene in protezione dell'area. Questa volta la ricezione di Bertoncini era in una zona di traffico troppo trafficata, è arrivato a fallo in attacco. Diciamo che è la cattiva abitudine dei lunghi che non si fermano, perciò quando trovano un avversario vanno sempre a sfondare dentro l'area. Però ci sta voglia di fare, voglia di giocare. Adesso penetrazione 37 che va a guadagnarsi 2 tiri liberi. Farò subito da parte di Edoardo Bottelli, uno dei 3 giocatori insieme a Zhao e Frangos che ormai una decina di giorni fa ha partecipato alle finali nazionali di categoria superiore con gli Under 19 impegnati a Ragusa Academy, che aveva qualche assenza per convocazioni nazionali non italiane e qualche infortunio. Ha pescato fra gli Under 17 non Guindò e Bosso, anche in virtù del fatto che c'erano altri 2 stranieri, gli slavi Bogunovic e Filipovic nel roster di Stefano Bizzosi, ma ha utilizzato comunque giocatori importanti nella rotazione del gruppo in campo in questa partita. Più 6 con Forama, possesso Verona con il palleggio di la palla nel traffico recuperata da parte di Vinco dopo il palleggio di Farinari, errore e possesso per Varese con Zhao che cerca Mele, la virata e la palla di nuovo nelle mani del playmaker con la maglia numero 44, pick and roll con Belotti, il tentativo di scarico intercettato però da parte della difesa della Teteni che sta comunque a sua volta ruotando bene su queste situazioni di gioco a 2, l'1 contro 1 da palla recuperata, Mazzoli subisce il fallo. Verona comunque gioca in maniera gagliarda quando riesce a far valere la sua intensità, la sua reattività sulle rotazioni contro l'attacco di Varese. Queste ripartenze fanno male, dopodiché torniamo al discorso di prima, il Lunetta si guadagna i liberi, guadagnarli ma anche convertirli. Esatto, diciamo che c'è il poi. Varese sta chiudendo l'accesso in area, preferisce prendere tiri da fuori come è stato all'inizio. Verona sta rubando canestri nei primi secondi se può. Diciamo che è una partita nettamente in equilibrio. Adesso il giocatore fa 1 su 2 per tornare al discorso dei tiri liberi. 1 su 2 già superiore alla media attualmente vantata dalla Tetenis, che totalizza un 3 su 9 complessivo, ma sicuramente si può fare meglio e alla fine sotto di 5 con 6 liberi sul ferro e quindi si continua a implementare questo rammarico complessivo. Possesso Varese ora con Bottelli che si avvicina al canestro, non crea vantaggi, ci riprova con 1 contro 1 frontale, il tiro in svitamento, alla fine ne esce un canestro di tocco
diciamo non una cosa costruita ma una cosa voluta da parte di Botelli. Però diciamo che ha aspettato fino all'ultimo momento se c'era uno scarico, poi si è messo in proprio, tiro molto morbido per fare un canestro con una sensibilità molto alta. Terzo addirittura quarto rimbalzo offensivo per la Tezenis, sbaglia Mazzoli, sbaglia il tap-in Moratti, ma ancora poi Mazzoli recupera il pallone vagante a rimbalzo e ci prova e ci riprova e torna in lunetta, dove inutile ribadire il concetto, ma comunque è chiaro che in lunetta bisogna poi monetizzare quello che con grande efficacia, con grande intensità si riesce a costruire. Questa volta il tiro libero con un po' di affanno si spegne in fondo alla retina per il punto numero 21 della formazione veneta. Questa volta il 2 su 2 ripaga Mazzoli degli sforzi compiuti a rimbalzo. Votazione per coach Guadagnini che propone Marchesini per gli ultimi 110 secondi del primo tempo della gara inaugurale della prima giornata delle finali nazionali Under 17 di Mantova e Curtatone. 1 contro 1 di Bortoli che prova a attaccare il ferro frontalmente, tocca Zao ma non controlla, rimbalzo e invece la Tezenis che si distende in velocità, ricezione interna per Bertoncini che però poi viene anticipato. Zao di tocco per Botelli, contropiede Varese che però sbaglia e allora Verona rimette in moto la sua manovra con Brancaccio che va da Irene Huva, fa in attacco per il numero 30 che è arrivato sotto ferro forse senza l'idea esatta di cosa voleva fare. Esatto. Arresto e virata mandando la palla fuori, alla fine col contatto è arrivata la penalità. Diciamo che tutte e due le squadre comunque stanno lavorando molto meglio in difesa nel proteggere l'area rispetto a quanto stanno facendo in attacco. Esatto, sicuramente diciamo che in attacco c'è un po' più di ne raggiunge. Adesso c'è un tiro di Varese, rimbalzo in attacco, altro tiro da 3 con canestro del numero 37. E qui ogni tripla è un break, visto che si segna pochino oggettivamente. Bottare dall'arco, chiaramente con le aree così chiuse non c'è modo migliore che centrare il bersaglio grosso dall'arco dei sogni, come si dice in questi casi, per riuscire a creare dei gap. Massimo vantaggio con Forama, c'è stato quel 9-3 iniziale che però di fatto è stato assolutamente effimero. Botelli nelle ultime giocate con 5 punti consecutivi comunque è stato protagonista di questo mini allungo di Varese, 7 di Zao e 6 per Botelli in questa fase ormai finale del secondo quarto. Resta il concetto comunque lungo riposo per Guindò che ha giocato i primi 4 minuti e poi è rimasto seduto. Il bottino per ora dice 4 minuti e 9 secondi a statistica, 2 su dal campo, plus minus di più 6, è uscito sul 9-3. Sicuramente sarà un fattore nel terzo quarto campo, perché anche la difesa dovrà sicuramente lavorare in una maniera diversa. Diciamo che la differenza di questo parziale è stato nei tiri da 3, ma soprattutto nelle cattive percentuali della Tezenis dei tiri liberi, perciò diciamo che la differenza non è tanto sul gioco o sulle prestazioni difensive, ma su questi aspetti diciamo tecnici. 30-22, 45 secondi alla pausa lunga di questa partita che inaugura il programma del girone A. Si tornerà in campo e quindi in diretta ovviamente sul canale Twitch di Italbasket Official per la seconda partita di questo girone delle 14 fra Stamura Ancona ed Olimpia a Roma. Ma parliamo ancora ovviamente della partita in corso, la conclusione mancina da parte di Marchesini che però finisce sul secondo ferro. Varese che ha il possesso per provare ad andare addirittura a più 10, sarebbe uno scarto oggettivamente punitivo per Verona per quanto si è visto nel primo tempo. Blocco e riblocco di Belotti, di Bortoli che riceve una gran palla da parte di Zao. Qui abbiamo visto effettivamente la capacità di Zao di usare le spaziature, o meglio di usare
il blocco per farsi largo e poi liberare l'area per il compagno tagliante, insomma giocata che magari si è abituato a fare anche allenandosi con la Serie A. Ovviamente il pivot di solito di Serie A quella palla la schiaccia, ma ovviamente qui facciamo le proporzioni con l'età e comunque alla fine sicuramente alcune giocate di Zao sono state assolutamente di livello. Diciamo giocata di grandissimo talento, ma giustamente come hai detto tu l'abitudine di allenarsi anche in Serie A ti porta a avere anche gli occhi dietro la testa. Adesso mancano 7 secondi, ultima azione, rimbalzo per Varese, vediamo se riesce a arrivare un tiro da 3 punti, niente da fare. Corta la tripla di Bottelli, ma comunque la formazione di Stefano Bizzosi vira alla boa di metà gara sul +9 ed è il massimo vantaggio di un primo tempo dove finora sicuramente le difese hanno avuto ragione degli attacchi. 31 Conforama Academy, 22 Tezenis Verona. Questo il responso a metà partita del match inaugurale del girone A della finale nazionale Under 17 Eccellenza 2021-22. Pausa lunga, ma lunga da 15 minuti in realtà. Ci rivediamo fra meno di un quarto d'ora sul canale Twitch del Italbasket per il secondo tempo della gara inaugurale del programma della prima giornata. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al forum, mi raccomando, bring the noise.
pausa corsa in corsa in realtà tra primo e secondo tempo della sfida inaugurale del girone A delle finali nazionali Under 17 Eccellenza di Mantova, da 15-10 minuti canonici tra virgolette per il basket giovanile, quindi ripresa anticipata di qualche minuto rispetto ai pronostici, con l'intervallo comunque che ha permesso alle due squadre di riprendere fiato dopo un primo tempo comunque dispendioso dal punto di vista agonistico. 31-22 Varese dopo la prima metà di questa sfida, con Verona che comanda nel duello a rimbalzo 22-18, Varese condizionata dai due falli rapidi di Loic Bosso, comunque in grado di prendere un piccolo abbrivio nella fase finale del secondo quarto grazie ad una serie personale di Edoardo Bottelli. Durante l'intervallo sono scorsi comunque i promo relativi alla ticketing dei campionati europei che si giocheranno, come è noto, almeno per quanto riguarda la prima fase, al Forum di Assago. L'Italia sarà padrona di casa dal 2 all'8 settembre, logicamente c'era bisogno di tutto il sostegno possibile da parte dei tifosi del basket italiano per la formazione del Neo CT Gianmarco Pozzecco, che proprio oggi peraltro si raduna in quel di Trieste, ma qui si riprende a giocare e siamo a Mantova, quindi logicamente attenzione concentrata sulla ripresa del gioco. Coach Pizzosi schiera quello che era stato il quintetto di partenza, dunque Zhao, Guindò, Bottelli, Bosso e Frangos per la Scaligera. I primi 5 sono Mazzoli, Morati, Bertoncin, Airenbuva e Ceffoli, quindi qui i primi 5 sul parquet. E intanto Bottelli riprende da dove aveva lasciato, tripla del più 12 con una scarica di soluzioni comunque personali in versione frontale per il numero 37 di Varese. Ora le braccia lunghissime di Bosso intercettano un passaggio rivolto a un giocatore della Scaligera. Recupero Varese, palla sotto per Bosso che prova a sfruttare la felicità dentro l'area, invece poi va da Bottelli sul perimetro, smista per Frangos, uno contro uno sulla linea di fondo del numero 8 della Conforama, che sbaglia a sua volta. Varese però per la prima volta nel corso del match ha un vantaggio in doppia cifra. L'assist di Zhao per Guindò, arriva in taglio Bosso che da sotto si fa largo e torniamo alla felicità prorompente. Break a cavallo dei due tempi, eravamo ancora 27-22, ora 9-0 per questo più 14 che diventa sostanzioso. Diciamo che Varese sta lavorando un po' i fianchi di Verona, che in questo periodo deve resistere, deve cercare di stare dentro nella partita e non breccare un break che può essere definitivo. Contropiede ben condotto da Zhao, l'appoggio di Frangos però non è vincente. Varese corre bene, ma poi quando è il momento di finalizzare non sempre lo fa nella maniera corretta. La virata di Morati che non ha esito positivo, Bosso a rimbalzo, è un bell'ombrello. Fallo subito da parte di Zhao, il primo del secondo tempo per entrambe le squadre. Diciamo che l'impressione è che Varese stia alzando il livello fisico proprio all'interno della partita, sia in attacco che in difesa. In attacco ha anche la possibilità di andare prepotentemente dentro nell'area. Adesso un fallo in attacco nel numero 23 e riporta la palla a Tezenis. Buon lavoro in difesa di Airenbuva, che fa valere comunque la sua mobilità rispetto alla maggior taglia fisica di Guindò. Guindò e Bosso reclutati nell'estate 2019 dal Camerun, di fatto non utilizzati per diversi mesi nel
2019-20 per problemi di tesseramento e di visto, tesseramento arrivato sostanzialmente nella settimana in cui si è fermato tutto per i noti motivi legati al Covid, quindi di fatto anno sportivo non concretizzato al 100% per i due atleti di classe 2005. Verona non converte questo possesso ancora a secco. La formazione di Guadagnini nell'avvio di ripresa, Zhao penetra e scarica per Guindò. Qui comunque la capacità di Zhao di coinvolgere i compagni anche su questi passaggi in spazi ristretti dà un po' comunque la misura anche dell'intesa che c'è fra questi ragazzi. Zhao e Guindò, che diciamo hanno giocato spesso anche a livello superiore, hanno giocato anche la next gen, non soltanto con l'Under 19 in chiave Lega Basket, ma la next gen, quella dell'Eurolega, con l'organizzazione da parte dell'Academy dell'evento griffato Adidas, che sicuramente ha proposto un livello di competitività ancora più elevato. Diciamo che adesso, dopo il 2 su 2 ai tiri liberi, Varese sta chiudendo proprio l'area completamente. La Teseni non deve avere fretta di prendersi tiri affrettati, ma deve andare avanti col proprio piano partita. Adesso una buona azione con 2 punti, però subito in contropiede. Diciamo che l'intenzione è buona. Queste sono cose che piacciono agli allenatori, correre subito. La palla persa un po' meno. Palla persa per scelta comunque di tenere sempre il piede ben pestato sull'acceleratore. Intanto Verona comunque si è sbloccata con l'8º punto di Mazzoli. Lo scarico in angolo non perfezionato, in questo caso con il possesso che resta comunque nelle mani della squadra di Guadagnini. Ceffoli che va a cercare Riembuva sullo svittamento sulla linea di fondo, la stoppata di Bosso che chiaramente a questi livelli dentro l'area è un fattore. Come non va la tripla di Zhao, ma arriva al secondo tiro per Bottelli. Guindò per Zhao che prova a attaccare dal palleggio, si allunga però il pallone, recupera Verona con la conclusione aperta da parte di Mazzoli, e allora Verona dimostra di essere ancora in partita, anche se lo scarto comunque è significativo. 5 punti in fila per Giacomo Mazzoli e partita che torna sul più 11. Poi però Varese, quando serve, mette la palla nelle mani di Bottelli, che ha una temperatura di polpastrelli simile a quella della palestra odierna, direi caldina. Diciamo ottimo canestro sulle spaziature, penetrazione, scarico, tiro da 3, è proprio la cosa migliore che una squadra può fare. Ancora area chiusa per la Conforama. Guindò recupera la palla e poi va in una sorta di coast to coast personale, rimbalzo e partita tutto campo per un giocatore che a questo livello chiaramente ha una modalità 4 ruote motrici sostanzialmente. Diciamo che in questo momento la differenza tra i due quintetti è talmente evidente a livello fisico. La Teseni deve andare col proprio piano partita, che è quello di muovere la palla. Dal canto proprio Varese sta cercando proprio di andare sotto per lo strapotere fisico che ha. Quinto punto per Valdo Guindò sul 41-27, il top scorer per la formazione di Bizzosi. Resta però Bottelli a quota 12, soprattutto con un 3 su 4 a 3 punti che in una partita di questo tipo ha un peso specifico importante. Il jumper in step back di Morati, il tocco di Bosso nello smistare il pallone verso un compagno, mentre Vittosi è pronto a rimettere in moto le rotazioni. Zhao penetra e scarica per Frangos, si apre dall'angolo e centra un altro bersaglio. Ora le percentuali dal perimetro iniziano a essere un fattore davvero importante per Varese.
45-27 più 18 Conforama, con un parziale iniziale sostanzialmente di 14-4, parziale che 14-5 in realtà al 31-22. A questo vantaggio iniziale Bottelli dal palleggio o comunque sugli scarichi. Frangos comunque aveva già colpito sostanzialmente dall'angolo su quegli scarichi del primo tempo. Logicamente serve però anche l'uomo della scintilla, ossia quello che crea per gli altri, Zhao, che in questo caso ha messo un pallone da spingere sostanzialmente nelle mani di Frangos per totalizzare il suo terzo assist personale. Tra l'altro nella statistica spiccano anche i 6 rimbalzi del giocatore con la maglia numero 44, che sono un dato senza dubbio significativo, considerando che si tratta di rimbalzi più di destrezza che di stazza. Diciamo che adesso la partita è incanalata per Varese, anche diciamo che la qualità delle azioni in attacco viene anche dalla tranquillità del punteggio, ma soprattutto si è alzata l'intensità di Varese a livello fisico in difesa. È un dato significativo comunque anche quello parziale, per quanto può contare ovviamente di questi primi 5 minuti del terzo quarto, del aspetto dei rimbalzi. Verona comandava 22-17 a metà gara, ora siamo 25-26 e chiaramente con Bosso in mezzo al pitturato cambiano le cose e non di poco. Il Zhao perde la maniglia, pallone che però viene comunque controllato ancora da Frangos, ma poi scippato da parte di Morati, che cerca il sopraggiungente Marchesini, deviazione di un difensore varesino e rimessa dal fondo per la formazione scaligera. Ci prova Erembuva dall'angolo, ma il tiro va fuori misura, colpendo lo spigolo del tabellone, si direbbe quasi palo dal punto di vista. Diciamo che anche lui adesso ha un difensore diverso rispetto a prima, perciò gli oscura il tiro, Varese sta giocando cercando di coinvolgere tutto il quintetto, infatti anche Za sta cercando un po' di giocare per la squadra, si limita a fare penetrazioni per degli scarichi. Adesso una buona azione, però il tiro non va. Questa volta nel traffico l'iniziativa di Zhao non è vincente, la gestione Tezenis con Marchesini che apre per Cornale, Morati in avvicinamento a canestro, questa volta arriva fino in fondo. Sicuramente ci vuole intraprendenza, anche un po' di spregiudicatezza per andare al ferro contro Bosso, che ora dall'altra parte riceve da distante ravvicinata, sbaglia però il misura dell'appoggio. L'ultima deviazione è da parte di un difensore in maglia giallo-blu. Ecco il cambio per Bizzosi, che ripropone Bellotti per Bosso, in qualche modo dosato, e torniamo al discorso chiaramente delle forze da utilizzare. Non dimentichiamo che comunque tutte e 16 le protagoniste di questa sicuramente nell'ultimo quarto vedremo anche rotazioni diverse. Adesso qui c'è un fallo in attacco di Varese del numero 9, palla ritorna alla Tezzeni. La Tezzeni deve sfruttare questi ultimi 13 minuti per cercare di imbastire qualcosa, anche solo a livello di coraggio, diciamo, anche se non tecnico. Chiaramente la fase eliminatoria dura 3 giornate, quindi non è una situazione one shot, non siamo chiaramente in una situazione di eliminazione diretta con le partite
win or go home che inizieranno dalla fase di giovedì, sostanzialmente domani. Queste squadre e quelle dopo e tutte quelle impegnate a Gurtatone torneranno in campo per la seconda giornata. Stanno tanto entrando al Paraschweizer i ragazzi della Stamura Ancona, che giocheranno la partita delle 14 contro Olimpia Roma, anche in questo caso tutto in diretta streaming su Twitch, così come le sfide del girone B alle 16:30 Stella Azzurra Roma Universo Treviso, e alle 19 Fulgor Fidenza contro Dinamo Sassari. Nel frattempo Varese in lunetta con 2 tiri liberi per Demostene Frangos, il primo è sul ferro, seconda opportunità per il numero 8 della Conforama, che ha messo a referto finora 8 punti. Rimangono tali con questo 0-2, il possesso recuperato da parte del Mucciotto Mattoli. Arriva però il recupero da parte di Dall'Omo, che riesce a evitare la rimonta di Erenbuva e poi con una giocata acrobatica a segnare il canestro del +20. Ora le distanze si stanno ampliando, chiaramente la forbice sta diventando significativa. Diciamo che la differenza in questi ultimi 2 minuti hanno fatte le guardie di Varese, con difesa molto asfissiante, recupero palloni e contropiede. La Tezenis mi sembra che stia pagando un po' di difficoltà a livello fisico. 2:20 a giocare al termine del terzo quarto. Zao in palleggio con il consegnato per Dall'Omo. Bottelli attacca sulla linea di fondo, la conclusione in svitamento dopo la virata che lascia la ripartenza al team Scaligio. Rimbalzo in tuffo, Erenboa da 3 punti va a sbagliare, pallone che non tocca il ferro, dunque si riparte con pochi secondi per andare al tiro. Il jumper di Morati, Mazzoni e Morati comunque in questo terzo quarto sicuramente i più ispirati dal punto di vista offensivo. Erenboa invece si è fermato dopo i 7 della prima frazione. Zao in scarico per Bellotti, palla fuori per Dall'Omo che si prende il teardrop, lacrima vincente per Marco Dall'Omo, che dalla panchina comunque si è fatto valere mettendo a referto 6 punti in 11 minuti. Sempre più 18 Conforama sul 49-31. Morati smista per Righetti che mette la palla per terra e cerca Cornale nel pitturato. Buona circolazione e buon servizio in una posizione vantaggiosa per Pietro Cornale, che sale a quota 6 punti. Zao dal palleggio si prende la tripla che però è fuori misura. Il tocco di Bellotti a rimbalzo, Righetti recupera il possesso, c'è il fallo di Dall'Omo che stava cercando di fermare o comunque di recuperare la palla vagante. Ultimi 39 secondi del terzo quarto, l'abbrivio preso da Varese con diciamo l'affondo a cavallo fra la seconda e la terza frazione, diciamo a cavallo dell'intervallo lungo, sembra abbastanza risolutivo. Verona che però comunque non smette di lottare come si conviene a una partita di basket giovanile. Diciamo lode a Verona che ci sta provando in tutte le maniere. Varese però mi sembra in controllo. Varese ha ancora un fallo da spendere in questa fase della partita, però la vedo in controllo tranquillo. Rimbalzo e possesso per il team di Bittosi, il palleggio sul posto da parte di Bottelli che ora gioca il cronometro sul blocco di Bellotti, si protegge e spara da quasi 8 metri. Rimbalzo di Cornale con Verona che però non riesce quasi ad andare a segno, no, in realtà va a segno con una prodezza veramente clamorosa, in tuffo quasi il tiro da metà campo, prodezza
balistica di valore assoluto che scatena il pubblico al seguito della scaligera circus shot da parte di Moratti, che però ci ha creduto. Ci ha creduto fino all'ultimo decimo, ci ha creduto. Dopo, quando butti la palla in alto così, sicuramente occorre la tecnica, ma occorre anche un pizzo di fortuna. 4-9-3-6 il parziale all'ultimo intervallo di questa partita inaugurale del Girone A per quanto riguarda la giornata inaugurale delle sfide delle finali nazionali Under 17 Eccellenza, l'inquadratura sulla panchina della Tesenis con Simone Guadagnini che dà istruzioni ai suoi in questa fase finale, in questa fase centrale sostanzialmente del terzo quarto. Verona che comunque gioca con coraggio in questa fase di partita nella quale comunque deve inseguire con scarti significativi. Diciamo che a livello visivo essere sotto di 16, essere sotto di 13 è diverso. Vediamo, diciamo che i primi 3-4 minuti saranno decisivi per l'esito della partita. Vediamo se Verona ha ancora forze per recuperare, ma credo in questo momento Varese mi sembra in controllo. Vediamo cosa succederà. Chiaramente canestri, prodezze balistica come l'ha messo segno da Moratti sul suono della terza sirena danno anche morale e fiducia a, ribadiamolo ancora, ragazzi che comunque hanno 16 e 17 anni, quindi vivono ancora il basket in maniera totalmente emotiva, senza le logiche comunque del basket senior. Dicevamo, domani queste squadre torneranno in campo sul parquet dell'altro impianto utilizzato per la fase eliminatoria, ossia la Tea Arena di Curtatone. Alle 11:30 la vincente di questa partita sfiderà la perdente di quella delle 14 fra Ancona ed Olimpia Roma. Alle 14 invece chiaramente la vincente della seconda partita giocherà contro la perdente del match in fase di disputa in questi ultimi 9 minuti e 39 secondi per quanto riguarda l'assegnazione dei primi 2 punti tra Varese e Verona. Primo posto senza esito per la Conforama nell'assalto iniziale, e dall'altra parte invece Verona, come in qualche modo prevedibile, prende coraggio da quella magia allo scadere di Moratti, segna con Brancaccio in svitamento il canestro del meno 11, subito palla sotto per Bellotti che si fa largo in sottomano rovesciato e appoggia a canestro i primi 2 punti della sua partita. Stefano Bizzosi però credo che abbia udito qualche segnale d'allarme, e il fatto che sulla sedia dei cambi torni Valdo Guindò vuol dire che il tecnico nativo di Mira vuole evitare qualsiasi rischio. Diciamo che da Cos navigato non vuole lasciare niente proprio nulla al fatto, e sa che questi 3-4 minuti sono fondamentali per poter portare a casa la partita. Rotazione con Guindò che torna sul parquet sul 51-40 in favore di Varese. Dao che amministra il possesso lavorando sul blocco di Bellotti, si spazia in step back, sbaglia ma il rimbalzo recuperato da Goffi che però non converte l'extra possesso. Righetti per Marchesini, l'attacco Tezenis per linee esterne. Brancaccio prova a lavorare al palleggio contro Mele, lo scarico per Marchesini che trova comunque una soluzione in
scarico frontale per Vinco. Ora Verona con questa capacità di muovere comunque la palla in maniera più efficace riesce a trovare dei jumper frontali sugli scarichi che stanno dandole tanto ossigeno. Qui però poi Zhao quando serve si mette in proprio e ne mette 2 in svitamento, di quelli difficili ma pesanti. Diciamo che fino adesso ha giocato per la squadra, ma adesso serve il suo talento. Verona gioca in penetra scarica, classico, semplice, però riesce a trovare, come hai detto tu, dei buoni tiri da limite. Adesso sbaglia il tiro, rimbalzo di Varese, contropiede, infrazione di passe. Annullato il canestro della Conforama per l'infrazione di passi ravvisata ai danni di Guindo. Varese che ha corso tanto, abbiamo già visto anche nel primo tempo soluzioni in velocità costruite grazie alla difesa e alle ripartenze, che poi però hanno fruttato 0 punti a tabellone per misura di appoggi sbagliati o per gestione non perfetta nella finalizzazione dei possessi recuperati. Certo, diciamo che le due caratteristiche sono state queste. Adesso c'è un fallo del numero 4 di Varese che porterà a 2 tiri per Atezenis. No, lato. Tornato anche Bosso e non solo Guindo in questo rush finale nella fase iniziale del quarto periodo. 5-3-4-2 Conforama, Varese in vantaggio ma Verona in partita, anche se il gap non è sceso, di fatto un paio di possessi sono sotto il muro anche psicologico dei 10 punti di divario. Si allunga il palleggio Vinco, Righetti sul perimetro, però perde il pallone sul posto e allora la Conforama si rimette in moto. Il cronometro che scorre, ovviamente è il migliore amico della squadra in vantaggio. Goffi dal palleggio, cadendolo indietro a sbagliare, taglia fuori efficacemente Marchesini, che poi recupera il rimbalzo e si mette in moto sul possesso. Righetti cadendo all'indietro, ma il tiro è lungo. Guindo a rimbalzo, fa la voce grossa e allora può ripartire senza affrettare ovviamente i tempi. Di nuovo una frazione sulla linea laterale, palla persa numero 12 per la Conforama. Torna Frangos per la squadra di Bizzosi al posto di Mele. Diciamo che sono calate un po' le medie in attacco per la squadra di Varese, sopperisce in difesa. Diciamo che Atezenis è nel massimo dello sforzo per poter rientrare la partita. Vantaggio ancora in doppia cifra, diciamo a 6 minuti dalla fine. Saranno fondamentali. Bel canestro in attacco il numero 23 dell'Atezenis, che porta sotto la doppia cifra lo svantaggio. A bersaglio Vinco con la sua accelerazione vincente per il -9 della squadra di Guadagnini. Zhao si protegge sul blocco di Bosso e prova la tripla, ma il ferro dice di no, ma l'anticipo di Zhao vale un recupero con possibilità di contropiede, convertito questa volta da parte di Frangos. Zhao fondamentale questa volta non nel mettere punti a referto per sé, ma nel produrre occasioni per un compagno, in questo caso Frangos, di appoggiare qualcosa tra recupero e scarico che aveva costruito lui. Adesso un tiro del tabellone da 3 punti del numero 33 dell'Atezenis. Diciamo che Zhao è quello che deve prendere in mano la squadra, creare per sé, creare per il resto del quintetto. Dopo adesso il jackpot a fine terzo quarto, anche il rinterzo da biliardista per Righetti. Qui però Guindo accende la moto e arriva al ferro, il contatto falloso che ferma l'iniziativa dell'atleta camerunense del 2005.
torna anche Bottelli per Varese, torna Arenbuva per Verona in questi ultimi 4:45. Varese al comando, ma dicevamo Verona caparbia nel ricucire dal meno 18 al meno 8 attuale. Diciamo va il primo tiro libero, ce n'è ancora un secondo. Varese non so se sta pagando un po' il caldo così, mi sembra sempre che giochi col freno a mano tirato, perché dopo quando la palla arriva ai giocatori quelli fondamentali, i canestri vengono tranquillamente. Più 10 con Forama, 9 per Guindò che mette molta pressione su Morati. Mazzoli invece batte Zhao, ancora un assalto dritto per dritto al ferro di un esterno, questa volta manca però la conversione di quanto prodotto dalle gambe. Zhao con il solito pick and roll con Bosso, si va da Guindò che coinvolge il compagno connazionale che però dal post basso non riesce a far valere la sua felicità. Verona gli nega un appoggio molto interno e dovendo muoversi comunque di tecnica commette infrazione di passi. Buona chiusura dell'area di Verona in questa circostanza. Varese col 46% da 2 fino a questo momento. Verona comunque ha il 40, era in buva sulla linea di fondo contro Zhao che però lo ferma con il movimento di gambe e piedi. Erebuva perde il controllo della sfera e arriva una palla persa che è la numero 20 per la Tezenis. 20 sono tante, sono tantissimi. Diciamo siparietto curioso tra il coach di Varese e Zhao, gli ha detto inventa, crea tu, vai tu con la palla, gli ha detto, perciò per come si fida del valore di questo ragazzo qua. E infatti le sue parole sono state prese proprio detto e fatto in questo caso. Esatto. Zhao ne mette 2, comunque trovando spazio nel pitturato. Sono 11 i punti messi a segno, aggiungendo anche 7 rimbalzi e 5 assist. Dall'altra parte errore Tezenis, extra possesso con un altro tentativo di accelerazione al ferro. Ora Guadagnini di fatto aveva rinunciato totalmente a giocare con i lunghi, schierando un quintetto diciamo tutto frontale, modello cavalleria leggera, anche per aprire il campo. Nel finale però ripropone Bertoncin a 3:18 dal termine, più 12 Varese, con il possesso nelle mani della formazione di Bizzosi. Ancora Zhao ad assaltare il canestro con una giocata di destrezza. 2 tiri liberi lucrati in questo caso. Chiaramente qui l'esperienza di un giocatore che quest'anno ha giocato Under 19, segnato con la Serie A, a questi livelli con i coetanei vale doppio e anche triplo. Diciamo un giocatore fondamentale, è un giocatore anche che a me piace molto, perché non è un mangiapalloni, se può gioca per la squadra, però in questo momento qua dove deve mettersi la squadra sulle spalle sta diventando protagonista assoluto. E dunque coach Bizzosi chiede e Velon Zhao esegue 4 punti in fila per rilanciare la Conforama all'attuale più 14, 3 minuti al termine. Verona però giustamente ci prova fino in fondo, il 1 contro 1 di Morati che sbaglia, ma di nuovo arriva all'extra possesso. Era in buva da 3 che sbaglia però la misura della conclusione. Time out chiamato da Stefano Bizzosi sul 6-1-4-7 a 2:43 dalla conclusione. Vedremo se ci sarà ancora margine per qualche emozione. Una partita che comunque tra una Lombardia 1 e una Veneto 4 si poteva aspettare, diciamo, con un livello di distanza maggiore, e invece sicuramente Verona ha giocato una partita gagliarda, ma d'altra parte che fosse una squadra tosta lo dimostra come è arrivata effettivamente
a queste finali, superando 2 turni di spareggio. Il Veneto ha portato di fatto tutte e 4 le squadre che avevano comunque varcato la soglia, oltre ai campioni regionali di Bassano. Tutte le squadre coinvolte nel tabellone degli spareggi hanno poi superato il test e sono qui presenti. Vedremo poi proprio al Pala Schweitzer nel pomeriggio l'Universo Treviso contro una delle protagoniste annunciate come la Stella Azzurra di Roma. Comunque sicuramente Verona, anche se dovesse perdere, come sembra oggettivamente probabile a questo punto, questa prima partita, si giocherà ovviamente il passaggio del turno nelle prossime 2 giornate. Ricordiamo che comunque la formula prevede che la vincente del girone eliminatorio acceda direttamente ai quarti di finale del venerdì, mentre seconda e terza dopo il mercoledì hanno la chance di un elimination round, sostanzialmente una partita di spareggio per completare il tabellone delle Final 8, quindi giocheranno il giovedì una partita in più per andare poi a sfidare le 4 teste di serie. Ma si torna a giocare per il rush finale, siamo più 14 per i lombardi. Frangos esegue di nuovo per Zhao che attacca sulla linea di fondo, si spazia in un palleggio adesso e tiro, anche questo di ottima fattura tecnica. Alla fine Zhao ha giocato per gli altri, poi Bizzosi gli ha acceso il semaforo verde e diciamo che dalla linea di partenza è volato via tipo la Formula 1. Diciamo che il coach ha chiamato, il giocatore ha risposto. Io penso che senza ombra di dubbio possa essere l'MVP della partita per quello che ha creato per la squadra e soprattutto per quello che ci ha fatto vedere come solista. 6-3-4-7, ultimi 2 minuti di partita. Chiaramente inutile andare a segnare, diciamo, la MVP, anche perché il conto di Zhao sale a 8 consecutivi, sale a 18 totali. Le percentuali, diciamo, comunque sono migliorabili, perché parliamo di un complessivo 6 su 15 nel campo. Guindò intanto mette un po' di pepe sulla finale di partita e schiaccia a una mano. Qui chiaramente Zhao ci mette la tecnica e Guindò ci mette invece quello che madre natura gli ha potuto dare dal punto di vista dell'esplosività. Diciamo che il coach Varese, oltre alla tecnica del suo giocatore, ha avuto bisogno anche dell'artiglieria pesante per vincere questa partita qua, e c'è stata una buona risposta. Tesenis ha fatto la loro buona partita, perché diciamo che col caldo che c'è stata abbiamo avuto una partita piacevole, per nulla scontata. E alla fine lo scarto rischia anche di essere punitivo per lo sforzo della Tesenis. Qui ancora una giocata acrobatica spettacolare, l'alley-oop di Zhao per Bosso, che decolla per andare ad affondare la schiacciata del più 22. Verona che sicuramente ha giocato una partita comunque di grande vigore agonistico, non si è data per vinta quando Varese ha piazzato quello strappo a suon di triple con Bottelli e Frangos. Poi lo scarto sicuramente punisce oltre misura la formazione di Guadagni, ma d'altra parte diciamo comunque la Conforama è sicuramente una delle squadre più accreditate, entrando come testa di serie come Lombardia 1 nel tabellone di queste Final 16. Rivedremo le 2 protagoniste di questa gara inaugurale del Girone A domani a Curtatone alla Tea Arena. Nella seconda partita Varese giocherà alle 11:30 contro la perdente del match delle 14 fra Olimpia Roma e Stamura Ancona. Alle 14 invece tornerà a Verona contro la vincente della partita delle 14, che ovviamente vi proporremo anche in questo caso in diretta streaming sul canale Twitch Italbasket Official. Siamo 5 secondi, vediamo se riesco. Finisce qua. C'è un fallo, ma alla fine credo che
Esatto. Non essendo in bonus Varese dovrebbe finire così, c'è il tempo della segnalazione al tavolo giustamente per archiviare la pratica a tutti gli effetti, ma comunque il punteggio finale della partita inaugurale del girone A dice Conforama Academy Varese 69, Tezenis Verona 47, Varese 2 punti, Verona 0 nella casella inaugurale del girone A. A seguire alle 14, ricordiamo, la seconda partita di questa manifestazione, di questo raggruppamento, con la Stamura Ancona che sta iniziando a prendere posto sulle tribune dopo essersi cambiata, così come l'Olimpia Roma. Quindi le due squadre protagoniste del prossimo match sono pronte, ma 2 decimi alla sirena finale, diciamo pronostico confermato rispetto alle aspettative. Alla fine Varese ci ha messo più quantità che qualità un po' a strappi, però ha fatto vedere alcuni spunti di valore assoluto da parte di alcuni singoli, Zau su tutti. Diciamo a sprazzi si è vista le qualità sia tecniche che fisiche di questa squadra, e diciamo che il pronostico è stato rispettato. Onore a Tezenis che ha fatto una partita gagliarda, non ha mai tralasciato niente, onore a loro. E allora è tutto per questa prima partita delle finali nazionali Under 17 Eccellenza per il girone A. Un appuntamento a tutti i fans del grande basket giovanile e gli appassionati del canale Ital Basket Official, e alle 14 per la seconda partita di questo raggruppamento. In campo ci saranno Olimpia Roma e Stamura Ancona. A fra poco. A fra poco. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home. Go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al forum, mi raccomando. Bring the noise.